essere. Un funzionario del Tribunale di Vicenza e un imprenditore di Marano arrestati per corruzione sono stati sorpresi nell'ufficio del dirigente mentre si passavano una mazzetta di 500 euro. Un sacerdote della Bassa Padovana è accusato di abusi su un ragazzino di 15 anni. Il pubblico ministero ha chiesto per lui 3 anni di condanna. Referendum autonomia, stamane a Mestre il governatore Luca Zaia ha dato il via alla campagna per il sì presentando un volume manifesto. Restano i critici, i sostenitori dell'astensionismo che dicono spreco di denaro per un voto inutile. L'allarme del Viminale su Mestre, in città sono presenti organizzazioni e reti criminali strutturate connesse con associazioni mafiose nazionali e internazionali. Domani a Spresiano, nel Trevigiano, i funerali di Elisa Girotto, giovane mamma scomparsa per un terribile male. Prima di morire ha donato alla sua bimba piccola 18 doni, uno per ogni anno fino alla maggiore età. Ieri sera a Treviso grande presentazione della mostra curata da Marco Goldin su Van Gogh in scena a Vicenza e il curatore annuncia un probabile ritorno a Treviso con un grande evento. Vecchie cabine telefoniche in disuso trasformate in biblioteca on the road, l'idea nata nel Bellunese ha trovato linfa vitale in tutto il Veneto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca, e la cronaca di un episodio che fa scalpore, un episodio di corruzione che vede protagonisti un funzionario del Tribunale di Vicenza e un imprenditore di Marano colti sul fatto mentre si passavano una mazzetta. Allora, per tutti i dettagli di questa vicenda ci colleghiamo subito da Vicenza con la nostra Barbara Todesco. Barbara. Sì, nuovi guai per l'ex guardialine di Serie A Stefano Tito Maglio, bassanese di 54 anni. Travolto anni fa dallo scandalo Calciopoli, oggi il funzionario del Tribunale di Vicenza è stato arrestato nel suo ufficio a Palazzo di Giustizia mentre incassava una mini tangente di alcune centinaia di euro. L'accusa con la quale è finito in carcere è di corruzione in atti giudiziari. I carabinieri finanziari l'hanno bloccato e hanno bloccato anche l'ingegnere presunto corruttore Antonio Nicastro di Marano Vicentino. Come dicevamo, Stefano Tito Maglio, ex guardialine di Serie A e anche volto noto di TVA Vicenza e Telechiara per essere da anni uno degli opinionisti della trasmissione dedicata al calcio biancorosso e a quello del Cittadella. Tito Maglio da mesi, a sua insaputa, era infatti entrato nel mirino del procuratore Cappelleri. Non era la prima volta, stando a giudizio degli inquirenti, che il funzionario che lavora nella sezione lavoro proprio dell'ufficio esecuzione immobiliare incassava mazzette in cambio di favori. L'inchiesta pare tra l'altro destinata ad allargarsi, numerose sono infatti le perquisizioni, mentre per Tito Maglio si sono aperte le porte del San Pio X, dunque il carcere di Vicenza, e questo in attesa dell'interrogatorio di convalida. Come dicevamo, 11 anni fa, agosto 2006, Tito Maglio venne condannato dalla giustizia sportiva a 3 anni per lo scandalo Calciopoli. Da Bassano per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Barbara Todesco, ovviamente tutti i dettagli questa sera nel nostro TG del Veneto. Ancora la cronaca giudiziaria, perché ci sono 6 medici dell'ospedale di Mestre indagati in merito alla morte di una 64enne veneziana. La Procura di Venezia ha iscritto al registro degli indagati 6 medici dell'ospedale di Mestre in seguito alla morte della 64enne di Marcon Luigina Di Paul, avvenuta il 21 settembre. Secondo il racconto dei familiari, la donna aveva avvertito un malessere il giorno precedente e aveva deciso di recarsi al pronto soccorso. Il personale l'avrebbe rimandata a casa dopo una breve visita senza prescrizioni mediche o esami di approfondimento. 24 ore dopo, accompagnata dal figlio, la casalinga è tornata in ospedale. Mentre veniva visitata è stata colpita da un infarto ed è morta nel giro di pochi minuti. Diversa è la ricostruzione dei fatti fornita dall'Ustra in una nota. La signora, scrive l'azienda sanitaria, il giorno prima del decesso era stata accompagnata in pronto soccorso con un codice verde, ma aveva deciso autonomamente di interrompere il percorso diagnostico che le era stato proposto dal medico urgentista. Il giorno dopo è stata nuovamente portata in pronto soccorso dall'ambulanza. Le sue condizioni, nonostante la rapida presa in carico, gli immediati esami di diagnostica medica e strumentale e le conseguenti cure dei sanitari, sono rapidamente peggiorate. La morte è sopraggiunta dopo 2 ore e 30 dall'ingresso.
Il pubblico ministero chiede 3 anni di condanna nei suoi confronti, nei confronti di un ex parroco, un sacerdote accusato di aver molestato un ragazzino di 15 anni nella Bassa Padovana. È arrivata in tribunale la vicenda di un ex parroco della Bassa Padovana accusato di violenza sessuale. Il sacerdote è stato denunciato ai carabinieri nel luglio del 2016 da un ragazzino di 15 anni che aveva affermato di essere stato molestato dopo un pranzo in canonica. In aula il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi e sempre in aula si è discusso anche di un'intercettazione telefonica nella quale il sacerdote avrebbe parlato della vicenda con un amico. Mi chiedo come sono arrivato a fare una cosa del genere, avrebbe detto. E nella battaglia tra accusa e difesa il giudice ha stabilito che le telefonate intercettate si possono usare perché si trattava di un dialogo tra amici. La famiglia del ragazzino, tramite il suo legale, ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro, mentre il sacerdote ne ha già anticipati 10.000 ai genitori, quindi il rinvio alla prossima udienza. Maestro, adesso parliamo di politica, o meglio di referendum sull'autonomia del Veneto, a poco più di 20 giorni ormai dal voto, dall'appuntamento con le urne. Di fatto oggi, stamattina a Mestre, in un convegno, il governatore Luca Zaia ha di fatto dato il via, così possiamo dire, alla campagna rush finale verso il 22 ottobre, presentando un volume che è una sorta di manifesto per il sì. E allora ci colleghiamo proprio con Mestre, con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo con il governatore. Ilaria. Buongiorno Nicola, ci troviamo qui insieme al Presidente della Regione Luca Zaia. Questa mattina il Presidente ha presentato un opuscolo, insomma un manuale per così dire proprio dedicato ai veneti. Assolutamente sì, ma è anche stata una bella intuizione, diciamolo, e ringrazio il comitato del sì, perché qui si raccolgono le 100 domande più frequenti, no? Ma tanto non serve nulla andare a votare, ma cosa accade il giorno dopo? Ma perché si sono spesi 14 milioni di euro? Ma perché non avete fatto la trattativa prima? E molto altro ancora. 100 domande con 100 risposte brevissime. In mezz'ora si legge questo libro, ci sono anche delle tabelle ed è il punto fermo, è il manifesto, come potremmo dire, no? Dell'autonomia. Quindi chiunque vuole confrontarsi con noi sa che lì c'è quello comunque nero su bianco che vogliamo fare. Presidente, questo è un avvio di campagna elettorale? No. La campagna elettorale non esiste, esiste una campagna di promozione del referendum che tutti i singoli cittadini sono chiamati a fare. Questo non è il referendum della politica. Ringrazio tutti i partiti perché poi di fatto si sono schierati tutti in Veneto per il sì, tranne qualche eccezione all'interno del partito, ma poi i partiti con distinzioni ma comunque sostengono questo sì. Però sono a lato, davanti c'è il popolo veneto che a prescindere dalle idee politiche sarà chiamato ad andare a votare. Diciamo che il giorno dopo noi non abbiamo alibi, se sei andato a votare vuol dire che tieni al Veneto, a questa regione, perché comunque possa progredire. Se non sei andato a votare, libero di non farlo, però hai perso una grande occasione. Lei ha voluto proprio specificare che questo non è il referendum dei partiti ma dei veneti. Sì, sì, tantomeno non è il mio referendum. Guardi, io non ho mai dato neanche delle soglie percentuali di riferimento proprio per evitare che qualcuno dica ma è il riferimento di Zaia. No, no, si va, se non passa, pazienza, chiuderemo il dossier, ma mi sa che poi un treno così non passa più, quindi il mio invito è andare il 22 ottobre a votare dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Si deve andare a votare dove si va comunemente a votare perché è un'elezione ufficiale, ci saranno i seggi, le sezioni, gli scrutatori, il presidente di seggio, i militari che faranno l'ordine pubblico, la scheda, la matita copiativa, l'urna e la cabina elettorale. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, però sappiamo, se poi c'è l'altra parte, cioè cresce il fronte degli astensionisti, di coloro che dicono che invece andare a votare non serve perché il voto è inutile. Lo dice il fronte degli astensionisti, nel quale si riconosce una buona fetta del Partito Democratico, che come sappiamo è diviso su questo fronte. C'è chi invece dice che andare a votare bisogna comunque, chi invece dice che non bisogna andare a votare. Tra i più accaniti sostenitori dell'astensionismo e accusatori della inutilità del referendum c'è il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin, che ribadisce con queste parole che sentiamo ora il perché delle sue forti perplessità.
io giro tutti i giorni, tantissimi circoli, tantissime persone, tantissimi elettori del Partito Democratico non intendono andare a votare e denunciano la strumentalità di questo voto. Secondo me c'è stato un errore di valutazione del vertice regionale, perché il vertice nazionale e anche i rappresentanti del governo sono contrari a questo referendum, ovvero lo ritengono semplicemente inutile, ed è proprio partendo da questa inutilità e dallo spreco di denaro pubblico che nasce la forte perplessità. Quando si spendono i soldi si dice ma è un investimento per cosa? Dopo il 22 di ottobre anche andasse a votare il 90% delle persone non conta nulla e non cambierà nulla, perché bisognerà sedersi a un tavolo, fare una trattativa e dopo presentarsi alle Camere per approvare una legge e ottenere, diciamo, un'autonomia. Torniamo alla cronaca adesso, con una notizia giunta poco fa in redazione. Attimi di paura questa mattina a Barcon di Videlago, siamo nella Marca Trevigiana, da quanto appreso un uomo, padre di 2 ragazzi, sfrattato dalla sua abitazione, ha tentato di darsi fuoco, prima si è cosparso di benzina su tutto il corpo, poi ha minacciato di darsi fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono fortunatamente riusciti a bloccare l'uomo prima che fosse troppo tardi. Sul posto anche il SUEM. Maggiori dettagli ovviamente su quanto accaduto nelle prossime edizioni dei nostri TG per questo terribile dramma. Un dramma, in questo caso è un incidente, ancora tutto da chiarire, è quello accaduto sempre nella Marca Trevigiana stamattina, 2 anziani intossicati nel loro panificio a Montebelluna. Li hanno trovati a terra, incoscienti e in gravi condizioni, intossicati dal monossido di carbonio, ma non in casa. Il malore è avvenuto nel panificio di cui sono titolari. Una vicenda tutta da ricostruire in queste ore, il dramma che ha colpito 2 anziani, fratello e sorella, di Montebelluna, ricoverati in serie condizioni presso gli ospedali di Treviso e Montebelluna. L'episodio è avvenuto alle 6:30 all'interno del panificio Andolfato di Via dell'Ospedale. Sono stati trovati a terra da alcuni passanti che erano entrati nel negozio ed hanno visto i fratelli a terra. Dopo lo shock iniziale, subito l'allarme e sul posto sono intervenute le ambulanze del SUEM 118 e i vigili del fuoco di Montebelluna. Non è ancora chiaro per ora cosa possa aver causato le esalazioni. Intervenuti sul posto anche i carabinieri. Le indagini sono affidate allo Spisal. A Mestre adesso, in provincia di Venezia, perché sappiamo che l'escalation della criminalità in città è forte, e a puntare il dito sulla questione è anche il Viminale, il Ministero dell'Interno, che lancia un allarme mafie a Mestre. A Mestre sono presenti organizzazioni e reti criminali strutturate, alcune delle quali hanno evidenziato qualificate connessioni con associazioni mafiose nazionali e internazionali. L'allarme arriva direttamente dal governo, per bocca del sottosegretario agli interni Domenico Manzione, in risposta a un'interrogazione del deputato a 5 Stelle Emanuele Cozzolino. A suscitare le preoccupazioni del Viminale la recente ondata di decessi per eroina, ma anche l'episodio di martedì notte, quando una rivendita di kebab di via Piave è esplosa in seguito a un attentato incendiario legato al racket delle estorsioni. Il Comitato Provinciale della Sicurezza, in forma al sottosegretario, ha previsto per l'area in questione un potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. 121 gli arresti effettuati nei primi 8 mesi dell'anno, secondo i dati del Ministero, 155 le persone denunciate. Giallo, siamo nel Padovano, attorno alla morte improvvisa di un 28enne a Trebaseleghe, tanto che sul corpo del giovane è stata disposta un'autopsia. Da qualche giorno accusava un malessere accompagnato a febbre che aveva fatto pensare ad una banale influenza. Poi improvviso un peggioramento ed ora sarà l'autopsia a chiarire i motivi della morte di un 28enne di Trebaseleghe. Visto l'aggravarsi delle sue condizioni, il giovane era stato accompagnato dal padre all'ospedale di Campo San Piero, dove però è espirato. Ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. L'esame autoptico chiarirà quali possano essere stati i motivi di un decesso che al momento non ha ancora alcuna spiegazione. La data del funerale non è stata ancora fissata. Il nulla osta alla sepoltura da parte del magistrato verrà rilasciato dopo l'autopsia. E non è invece purtroppo un mistero le cause del decesso di Elisa Girotto, la mamma quarantenne, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale di Treviso, la mamma di Spresiano, morta a 40 anni dopo aver lottato contro un male purtroppo incurabile, lasciando un marito sposato pochi mesi fa e una bimba di 13 mesi. Domani ci sarà l'ultimo saluto nella sua Spresiano, il paese ovviamente si fermerà per ricordare la giovane donna che pochi in questi mesi che la separavano da questo triste epilogo ha voluto fare un estremo regalo alla sua bambina.
Domani sarà il giorno del dolore, del cordoglio, dell'addio, ma sarà anche il giorno in cui l'amore del marito Alessio, della figlioletta, dei familiari e amici di Elisa Girotto si rinnoverà ancora una volta. Domani nella chiesa di Visnadello verranno celebrati i funerali della coraggiosa mamma di 40 anni che si è spenta pochi giorni fa, vinta da una forma aggressiva di carcinoma al seno. Elisa non ha mai smesso di combattere, di vivere quegli ultimi mesi con tenacia e con una forza che ha segnato chiunque abbia avuto la fortuna di starle accanto. Nonostante la terribile diagnosi, la mamma ha guardato con coraggio agli ultimi istanti che la vita le lasciava, soprattutto per la sua bimba. Quella creatura che non vedrà mai crescere, andare all'asilo e alla scuola, affrontare i primi amori, ma che potrà però conoscere chi era la sua forte mamma attraverso quei 18 regali che proprio Elisa, prima di spegnersi, ha voluto acquistare, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età. Un pezzetto di lei che la figlia potrà scoprire anno dopo anno per sentire la sua mamma vicina, perché l'amore non muore mai. Come ha scritto in una straziante poesia il marito di Elisa, sposato lo scorso agosto. Non posso più svegliarmi con te, non posso più pranzare con te, non posso più dormire con te, non posso più ridere, non posso più addobbare l'albero di Natale con te. Non posso più crescere con te, non posso più accarezzarti, toccarti, sfiorarti, baciarti, regalarti tulipani. Non posso più dirti ti amo, non posso più dirti forza Eli, ce la faremo, ma posso ancora amarti, insieme, per sempre. E la cronaca ci porta nel Vicentino con un grave incidente ieri sera in A4. Violento tamponamento sulla A4 nella serata di mercoledì tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Una 47enne di origine abruzzese si è schiantata contro un'altra autovettura. Il violento impatto l'ha sbalzata fuori dal finestrino facendola rotolare sull'asfalto dell'autostrada per diversi metri e solo la fortuna ha voluto che in quel momento non arrivassero altre auto che l'avrebbero di certo investita. Immediatamente chiamati i soccorsi e la donna è stata sottoposta come da prassi all'alcol test risultando positiva. Portata in ospedale San Bortolo di Vicenza sarebbe in gravi condizioni, la donna ha riportato numerosi traumi e ferite. Sul posto per i rilievi la Polstrada di Bassano. Adesso la pubblicità, poi torneremo con voi e parleremo di banche, ma anche di Marco Goldin e di Van Gogh. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, ex popolari venete, una asse, un'alleanza tra Montebelluna e Vicenza, tra le amministrazioni di Montebelluna e Vicenza. L'obiettivo è quello di mantenere, di non far vendere all'asta le sedi storiche, simbolo di questa disfatta. I soci si sono visti sparire tutti i risparmi, quella sede è prima di tutto loro. I soci sono quelli delle banche venete e gli edifici sono il Vicentino Palazzo Tiene e l'ex Teatro Comunale di Montebelluna, oggi meglio conosciuti come le sedi storiche ed istituzionali delle ex Popolari Venete, finite con molti altri immobili nella lista dei fallimenti di Popolari Vicenza Veneto Banca. Nelle mani dello Stato, rappresentato dal commissario liquidatore, e non quindi tra i beni che la banca intesa ha scorporato nell'affare da €1 tutto compreso. Due simboli che i sindaci delle rispettive città dove le due secolari banche sono nate vogliono trattenerli dalla vendita per farne beni pubblici ma anche monumenti in ricordo della disfatta economica per migliaia di risparmiatori, come sottolinea il sindaco di Montebelluna Marzio Favero. Mi sono già sentito con Achille Variati, sindaco di Vicenza, e anche col sottosegretario Baretta, però voglio dire una cosa con grande chiarezza. Stiamo parlando di un bene immobile che appartiene moralmente ai soci di Veneto Banca. Ecco perché è con loro che prima di tutto ci dobbiamo confrontare, perché è giusto che sia la loro voce a essere udita in prima istanza per capire se ritengono importante avere almeno un riconoscimento morale, visto che quello finanziario non è arrivato. E che per molti non arriverà mai, soprattutto dopo che a capo della tanto sospirata commissione parlamentare da ieri siede l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, cofondatore nell'aprile del 1994 del Centro Cristiano Democratico con Flavio Trinca, dal 97 presidente di Veneto Banca ed ora tra gli indagati della magistratura. Mi pare che il concetto del conflitto di interessi sia estraneo alla cultura italiana. Abbiamo un Viola che è stato nominato liquidatore dopo che è stato amministratore della banca. Chiaro il sarcasmo dell'avvocato Andrea Arman dell'associazione Don Torta per una commissione convocata a pochi mesi dallo scioglimento delle Camere e dalle elezioni. L'ennesima beffa per gli azionisti.
Da risparmiatore come presidenza non ho mai avuto fiducia in Casini, perché è sempre salito nei carri in corsa. È come mettere la volpe a guardia del polaio. Ieri sera a Treviso la grande presentazione della mostra curata da Marco Goldin su Van Gogh in scena a Vicenza, la sta presentando in un tour nei vari capoluoghi di provincia e proprio Goldin annuncia un probabile ritorno nella Marca trevigiana con un grande evento. Sentiamo. Ci sarà la possibilità di una mostra qui a Treviso? Credo di sì, penso che ci siano delle buone possibilità, insomma vediamo nelle prossime settimane. Marco Goldin, dopo il grande successo della mostra sull'impressionismo, promette un ritorno a Treviso. Lo fa proprio nella sua città, in occasione della presentazione dell'esposizione dedicata a Van Gogh in scena dal 7 ottobre nella Basilica Palladiana di Vicenza. Dopo la chiusura della mostra ospitata nella cornice del Museo di Santa Caterina, ci si era subito interrogati su un possibile ritorno di Goldin nel capoluogo della Marca. Ora è lui stesso a parlare di una possibilità più che concreta, ribadendo l'amore per Treviso, la città in cui vive e in cui prendono vita le sue esposizioni da record. Le grandi mostre internazionali, le prime le ho fatte a Treviso, alla Casa dei Carraresi, quindi sempre un pensiero di riguardo per la mia città. Intanto, spiega il curatore, mi devo concentrare sulla mostra di Vicenza, ma qualcosa sembra essere già in cantiere, qualcosa di molto importante per Treviso. Credo ci siano delle buone possibilità di fare una bella cosa, fra l'altro, a Treviso. Lo dico ad antenna, come sapete è la nostra linea diretta per poter parlare con voi dei disagi, dei problemi che affliggono la vostra via, il vostro paese, il vostro quartiere. Redazione @antena3.it, se volete scrivere una mail per sintetizzare qual è il problema, 0422 023 0898 invece per lasciare un messaggio in segreteria e 351 175 5340 per mandare sms o WhatsApp e visualizzare dunque qual è il problema. Parliamo adesso di cabine telefoniche. Molti giovani non sanno nemmeno cosa sono le cabine telefoniche, oggi sono quasi diventati dei reperti archeologici, cabine telefoniche ovviamente che nessuno usa più in epoca di smartphone e iPhone, e allora cabine telefoniche che ancora ci sono e non sono state smantellate tutte diventano delle biblioteche on the road, ed è un'idea nata nel Bellunese ma che trova ampi consensi anche nelle altre province del Veneto come nella Marca. A Belluno lo scorso gennaio è partita l'iniziativa Pronto chi legge, ovvero la trasformazione delle storiche cabine telefoniche in pubblico deposito libri. Un'idea decisamente contagiosa, visto che il virus benefico della lettura è sceso lungo la Valla Pisina fino a Porta Cadore di Serravalle, dove da mesi è a disposizione dei cittadini in questa singolare libreria. Qui è la biblioteca di strada, ma di fatto il senso è lo stesso. Apri lo sportello e al posto dell'indimenticabile telefono a gettoni ci sono tanti scaffali colmi di libri. Di tutti e per tutti, spiegano le scritte all'esterno. L'idea è di condividere l'emozione di un libro mettendolo a disposizione di chi non l'ha ancora letto, prelevandone un altro in una catena culturale quasi a costo zero. L'idea semplice quanto geniale e soprattutto discreta, visto che, c'è da scommetterci, più di qualche cittadino si è accorto della libreria cercando disperatamente una cabina telefonica. Così, curiosando tra gli scaffali, si scopre come l'ironia della Litizzetto condivida lo spazio con la commedia di Dante e che si possa leggere di tutto, compresa la storia della Lockheed del Presidente della Repubblica Giovanni Leone nel libro contestato di Camilla Cederna. Ma quello che colpisce positivamente è la cura e la pulizia di questa isola della letteratura. Indifesa forse da una possibile barbarie analfabeta, ma sicuramente protetta dai cittadini orgogliosi di questa conoscenza condivisa. E c'è da sperare che questo sia l'ennesimo sintomo di un virus da cui farsi e far contagiare, soprattutto le generazioni digitali, perché solo chi legge dai libri sa quanto piacere si provi nel condividere fisicamente la conoscenza. Allora davvero buona lettura a tutti anche in una cabina telefonica. Siamo in chiusura, io vi ricordo però gli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo c'è ore 13 e si parlerà
con ore 13 dell'evento del fine settimana Treviso Creativa, che darà il via a un autunno di eventi per rivitalizzare il centro storico del capoluogo della Marca. In studio Paolo Camolei, assessore alle attività produttive del Comune di Treviso, Enrico Zanon, presidente dell'Associazione dei commercianti Ascom del centro storico di Treviso, e Nicolò De Polo, commerciante, in studio con la nostra Francesca Bozza. Questa sera poi 20 e 10 per discutere dei temi della giornata. Davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Occasionali fenomeni sui monti delle nostre regioni, sulle pianure invece prosegue il bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi in aumento in giornata, specie sui settori alpini settentrionali, con tendenza ad addensamenti e anche a qualche temporale. Bel tempo soleggiato altrove. Le temperature massime sono previste tra i 19 e i 23 gradi, valori minimi tra 10 e 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo bel tempo con sole dominante un po' ovunque. Qualche addensamento pomeridiano sulle prealpi centrali, ma senza conseguenze. Temperature massime tra 21 e 23 gradi, valori minimi tra 11 e 13 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, aumento di nubi quest'oggi su buona parte della regione, anche con qualche breve rovescio temporale sull'Alto Adige, maggiore soleggiamento invece sul resto della regione. Le temperature massime sono previste tra i 22 e i 27 gradi, le minime tra 12 e 14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-est. Dal nostro meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.